poco più a quelli che vedete qua e che credo non ci sia bisogno di presentare, comunque lo facciamo perché lo show prevede questi riti. Partiamo dalla mia destra, Chico Porco, consigliere regionale del Partito Democratico, deputato Giulio Calvisi, consigliere non solo deputato del Partito Democratico ma anche ultimo segretario dei DS in Sardegna, il Papa straniero Paolo Maninchedda, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, sardista, e Marco Espa, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Il titolo su manovre, manovratori, traditori e cose del genere, dato al dibattito, è affascinante e chissà che spunti ci potrà dare. Per iniziare a vedere se c'è qualcuno che ha tradito la Sardegna, io volevo dare subito la parola proprio a Giulio Calvisi, perché ci faccia un attimo il punto. Noi abbiamo passato alcuni mesi discutendo, noi intendo la politica regionale, diciamo così, discutendo della vicenda entrate e di quello che lo Stato non trasferiva di quanto dovuto alla Regione e come la Regione avrebbe dovuto contrapporsi al governo per ottenere il dovuto. Naturalmente poi sentiremo anche il Presidente della Commissione di Bilancio che infatti non escludo, anzi. Poi è arrivata, dopo che ci sono stati alcuni fatti, appunto magari Giulio ce li ricorderà, poi è arrivata un'estate in cui la crisi economica globale ha costretto a manovre a ripetizione il governo nazionale, con tagli che in vario modo si ripercuotono o sui trasferimenti o sul patto di stabilità, comunque di fatto complica ancora di più le capacità di spesa della Regione. Giulio Calvisi si occupa da tempo proprio delle vicende del bilancio nazionale e lo spulcia ogni anno guardando che cosa ci viene riconosciuto e che cosa ci viene negato, e allora gli chiederei proprio di fare un po' il punto, naturalmente con la sintesi dovuta alla circostanza, sintesi che poi chiederò a tutti così riusciamo a fare una cosa un po' più allegrotta. Qual è il punto della situazione e che cosa in questo momento la Sardegna rischia di perdere rispetto ai trasferimenti degli anni precedenti e a quelli a cui avrebbe diritto e che però ancora non abbiamo visto. Buonasera a tutti. Allora, visto che abbiamo il dovere della sintesi, io inizio a dare i numeri e cerchiamo di essere coerenti con questo obbligo della sintesi. Che cosa ha perso la Sardegna in questi anni in termini di risorse finanziarie? Proviamo a metterla così. Prima voce, fondi FAS. L'Italia aveva una dotazione finanziaria di fondi FAS pari a 64 miliardi di euro per la programmazione 2007-2013. Questi fondi FAS erano così divisi: 37 erano fondi FAS a regia ministeriale, quindi con un intervento del governo che insieme alle regioni concordava degli interventi nelle singole regioni con una percentuale dell'85% al sud e del 15% nelle regioni più ricche. 27 erano i miliardi che lo Stato non poteva toccare e che erano destinati a tutte le regioni italiane, anche qui nella percentuale che ho ricordato prima, 85% per le regioni del sud e 15% per le regioni del nord. Adesso siamo arrivati, dopo
varie manovre che hanno saccheggiato abbondantemente i fondi FAS a questa situazione. Quanto doveva prendere la Sardegna dei 37 miliardi, quelli a regia ministeriale? La Sardegna doveva prendere il 12,5%. 12,5%, quindi mettiamo una cifra intorno ai 2,7, 2,8. Adesso non ho le tabelle, mi perdonerete, insomma, 2 miliardi e 8. Quanto ha preso la Sardegna? Zero, perché i fondi FAS ministeriali sono stati saccheggiati dal governo e utilizzati per tutt'altra finalità. Le quote latte, gli ammortizzatori sociali, la banda larga, anche per il salvataggio di Alitalia sono stati utilizzati i fondi FAS. E quindi la Sardegna, di cui 2 miliardi e 800 milioni di euro, non ha preso niente. Una volta ho sollevato il problema in commissione bilancio, mi è stato detto no, qualche cosa vi abbiamo dato un po' di soldi per Tirrenia. In effetti, se uno va a vedere le tabelle, hanno dato qualche spicciolo per Tirrenia, quella che poi magari ci torniamo nel corso del dibattito. Fondi FAS regionali, quelli che lo Stato italiano non poteva toccare. Innanzitutto questi fondi FAS regionali dovevano essere deliberati subito, nel 2008, appena il governo si è insediato, perché il governo del Prodi fece la programmazione delle risorse e poi però non fece tempo a sbloccare le risorse. Inizialmente la Sardegna doveva avere di questi fondi FAS regionali 2 miliardi e 250 milioni. Prima sono stati ridotti di una cinquantina di milioni, poi c'è stato un taglio l'anno scorso del 10% e la Sardegna doveva avere 1,960. Di questo 1,960, di questa cifra che la Sardegna doveva spendere tramite l'approvazione dei piani attuativi regionali, che erano stati predisposti prima dalla Giunta Soli, poi con poche modifiche dalla Giunta Cappellacci, quindi eravamo pronti, insomma c'era anche il via del Ministero delle Infrastrutture per deliberare questo finanziamento. Il governo per molto tempo ha ritardato l'erogazione di questi fondi, si sono anche inventati questo piano per il Sud che ha comportato una nuova riprogrammazione con la Commissione Europea, una nuova rinegoziazione. Fatto sta che questi fondi non sono mai stati erogati, sono i famosi fondi nei quali c'era la Olbia Sassari, più altre opere anche qui in provincia di Cagliari, lavori sulla 554, la 130 e altro. Adesso, dopo tanto tempo, dopo 36 mesi di ritardo, nel mese di luglio il governo ha deliberato e ha disposto il finanziamento di 1 miliardo per opere infrastrutturali in Sardegna. Solo che ha disposto il finanziamento in quella che in finanza pubblica si chiama conto competenza, e cioè giuridicamente la Sardegna ha titolo per avere quei soldi, però concretamente nella cassa non ce l'ha. E siccome concretamente la cassa non è stata deliberata, quindi giuridicamente abbiamo 1 miliardo, però nelle nostre casse questo miliardo non c'è.